si rischia sempre poi il razzismo al contrario, no? E siccome allora c'è il bianco, figlio di Trump, bardato fino ai denti con la pistola che va in giro a terrorizzare la città, e il povero migrante di colore che subisce i soprusi. Il rischio è che si legga così, anzi il rischio non è un rischio, sicuramente lo scalpore è dato da questo. Da questo. La vicenda, che vede coinvolto il 32enne nigeriano Kingsley e la guardia giurata, muove la politica. Anche l'assessore regionale Roberto Marcato, esponente di peso della Lega Veneta e Padovana, dice la sua, invitando tutti a non dare giudizi affrettati che potrebbero essere ribaltati. Andiamo molto cauti, perché io di storie dove si parla di Far West con pistoleri che vanno in giro di notte a terrorizzare le città, ne ho sentite a centinaia, e dopo passato un po' la buriana era un nulla di fatto. Quindi intanto, prima cosa, andiamo a verificare i fatti. Dopodiché c'è una differenza sostanziale fra far vedere che hai una pistola in una fondina perché ce l'hai, perché è il tuo lavoro, e puntare la pistola contro qualcuno, o addirittura peggio. Quindi insomma anche qua è tutto da verificare. A me sembra molto una cosa che, se non ci fosse il ragazzo di colore, non ne avrebbe parlato nessuno, perché diciamolo, è questa la verità.